Solo 3 punti di distanza tra il Real Granella e il Footballate Roma Nord, che al momento occupa quel terzultimo posto, che vuol dire play out. La squadra di Mister Brutti ha vinto solo 3 volte, ma nell'ultima uscita ha conquistato i 3 punti in casa dell'Hammers e punta a fare bene in un altro scontro diretto. Il Footballate deve invece trovare la rotta dopo una settimana di paradiso con un Super Eusepi che ha permesso di passare il turno in Coppa Italia, ma anche di inferno con le 10 reti incassate contro il Cotton. Amici di Fanner, buonasera dal Ciriace, la 19ª giornata di Serie A della Lega Calcio 8. Benvenuti a Real Granella Footballate Roma Nord. Tutto pronto dunque per l'inizio della sfida con il Footballate Roma Nord in maglia azzurra che toccherà dalla sinistra alla vostra dei vostri schermi, Real Granella in maglia amaranto dalla destra e alla sinistra invece degli schermi, dei vostri schermi appunto. E per quanto riguarda appunto la sfida, i temi della sfida, è un chiarissimo scontro diretto per il terzultimo posto, per i play-out, vi dicevo, del Footballate Roma Nord, che è 14esimo a 15 punti, Real Granella invece è 15esimo a 12 punti, dunque a meno 3. Il primo pallone sarà del Real Granella, in porta c'è Matteo Reau, numero 12, in campo ci sono anche Ruggero senza numero 10 Tramacere, Daniele Tuzzi con il 4, Zaccagnini con il 3, Andrea Del Pinto numero 8. Intanto c'è stato il fischio d'inizio della partita, continuiamo a leggere la lista dei convocati di Mister Brutti. Intanto c'è un primo passaggio all'indietro con Rau che si fa pressare dal numero 9 del Footballate Roma Nord, Andrea Moretti, che è il capocannoniere, che ha segnato 22 reti. Moretti che però ha buttato per ultimo il pallone fuori dal campo, dunque la rimessa è stata affidata a Rau. Subito lì davanti la prima occasione, il primo squillo, c'è la risposta di Ortame sul tiro del numero 10 del Real Granella, Tramacere, subito prima azione del Real Granella. E concludiamo con la lista dei convocati di Mister Brutti. Alessandro Alesse, sempre preziosissimo lì in difesa con il numero 13, Simone Angelucci, il capocannoniere della squadra, ha come sempre il 9, poi c'è De Seta con il 16, De Stefanis con il numero 7. Intanto giro palla difensivo del Footballate Roma Nord, va in pressing il Real Granella, che alla fine prende il pallone. C'è stato il fallo però sul numero 10 del Footballate, Tortosa. Battuto allora il fallo, fa girare dietro il Footballate Roma Nord. Intanto per il Real Granella non sono convocati, sono 2 assenze di peso: Matteo De Angeli, che con 3 gol è stato comunque trascinatore della squadra, e poi un certo Marco Marino, l'uomo della partita contro l'Hammers, che ha permesso appunto a Real Granella di vincere questo scontro diretto importantissimo. Intanto gioca il Footballate, ci prova in velocità, l'accelerata verso Cosimi che non si concretizza. Andiamo a vedere anche i convocati di Bonfiglio. Partiamo proprio da Cosimi con il numero 2, ovviamente c'è Riccardo Ortame tra i pali con l'1, Lippi, altro che si è messo in luce nella partita di Coppa Italia, ha il numero 3, Borrelli, Bramucci sono il 6 e il 7. Seguiamo un attimo l'azione con Tramacere che scarica sulla sinistra, arriva il cross in mezzo, in qualche modo spazza la difesa del Footballate Roma Nord. Dall'altra parte allora c'è Tortosa che prova ad accentrarsi, poi scarica sulla sinistra, malinteso con Matteo Trincia che era scattato in avanti verso l'area di rigore, mentre il numero 10 Tortosa aveva allargato verso la sinistra. Riparte il Real Granella, noi continuiamo a leggere la lista di convocati del Footballate. C'è con il numero 8 Andrea Eusepi, preziosissimo come sempre per questa squadra. Moretti ha il numero 9, Natalucci il 15, poi c'è Stenbock con il 4, intanto colpo di testa che però si spegne fuori dal bersaglio grosso di Tortosa, l'avete già visto, ha il numero 10, c'è anche Matteo Trincia, anche lui l'avete visto, con il numero 11.
Intanto porta palla proprio Eusepi, una prestazione straordinaria, quella che ha regalato il passaggio del turno lunedì scorso contro il Bacci Immobiliare. Intanto Tortosa gira e alla fine il suo è un assist per Angelucci. Anche Angelucci danza sul pallone, deve scaricare, in due sono su di lui. Buono il suggerimento verso Tramacere, si gira anche Tramacere, scarica indietro. Tuzzi, ancora il numero 4, conquista una rimessa in zona d'attacco, già battuta. Si gira De Stefanis, alla fine perde il pallone senza fallo. Moretti porta avanti il pallone, lo scatto del numero 9. Moretti deve arrivare al cross, ci arriva adesso il pallone ad Eusepi che perde all'ultimo il tempo per andare al tiro. E allora ripartenza del Real Granella, bloccata proprio da Eusepi. Chiamato in causa Cosimi che torna da Ortame. Ortame ancora Cosimi. Tentativo di pressing da parte del Real Granella, spazio però Eusepi per impostare, dall'altra parte Moretti, deve arrivare anche lui al tiro, eccolo scusatemi, il numero 9, prova lui e spara alto però, non di molto, sopra la traversa della porta, difesa da Matteo Rau. Porta il pallone Tramacere. Scarica sulla destra, l'imbucata verso l'area di rigore, qui viene messo a terra Angelucci, c'è il calcio di punizione dal limite per il Real Granella. Ortame piazza 4 uomini in barriera, c'è anche però un giocatore in maglia amaranto a disturbare. Arriva adesso la battuta, il pallone passa sotto la barriera, è l'1-0 del Real Granella. Il gol lo segna Tramacere con il numero 10. Settimo minuto quindi con il Footballate che è sotto al Ciriaci. Prova ancora il Real Granella a sfruttare il momento. Zaccagnini si fa tutta la fascia e c'è il raddoppio del Real Granella con Zaccagnini in un minuto, l'1-0 e poi anche il raddoppio. È partita a 100 questa sera la squadra di Mister Brutti. Il Footballate Roma Nord ci prova per vie centrali, il suggerimento verso Moretti viene spazzato, il pallone rimane in campo, c'è il suggerimento sbagliato e arriva subito il 2-1 del Footballate Roma Nord, l'errore in disimpegno, Matteo Trincia non perdona e segna il 2-1. Partita difficile da interpretare, se nei primi minuti la sfida sembrava impacciata, ovviamente essendo uno scontro diretto, in realtà poi negli ultimi istanti ogni azione offensiva da una parte e dall'altra è stata un gol. Prima i due del Real Granella, poi quello di Trincia che ha accorciato le distanze per il Footballate Roma Nord che ci riprova. Tortosa scarica su Moretti.
all'indietro verso Cosimi, gira e decide di ricominciare. Chiamato in causa Ortame. Suggerimento verso Lippi. In pressing va De Stefanis che riconquista il pallone. Scodella verso il centro Tuzzi. De Stefanis scarica impreciso da Angelucci, regala la rimessa agli avversari del Football 8. Qui sbagliata l'imbucata centrale, si era avventato sul pallone Tromacere, ci rimane Angelucci che prova a scodellare con il pallonetto, blocca Ortame senza difficoltà. Tortosa porta il pallone direttamente servito dal portiere, poi Moretti va verso l'area di rigore, Ruggero controlla l'uscita del pallone e non concede neanche il calcio d'angolo, anzi subisce una punizione già battuta. De Stefanis verso Tramacere, un po' impreciso, lotta allora con Eusepi a centrocampo, tanto talento in questa lotta. Qui a prevalere è il numero 10 del Real Granella. Batte Angelucci, probabilmente andrà direttamente in porta. Angelucci spara dalla distanza, alto sopra la traversa, buona l'esecuzione del tiro, non perfetta la mira. Recupera palla Ortame e scarica subito verso Eusepi. Cosimi verso Tortosa che poi si riaccentra verso Eusepi che scarica verso Lippi. Si muove sulla fascia, viene visto Trincia all'1 contro 1, prova a spazzare, alla fine riesce in qualche modo ad imbucare un cross interessante, nessuno però a ricevere. Tortosa intanto recupera il pallone, deve far correre però Lippi che torna da Ortame. Eusepi di prima verso Tortosa che arriva sul pallone, c'è la copertura difensiva provvidenziale e poi qui provvidenziale è Matteo Rao che si ritrova il pallone in qualche modo e nega il gol del pareggio al Football 8 Roma Nord. Poi c'è la rimessa, l'arbitro fischia a favore del Football 8, sempre Eusepi. Cosimi chiama in causa nuovamente Eusepi, Tortosa, tutto in velocità, il tiro di Tortosa e lì davanti non sbaglia mai, Andrea Moretti segna il 2-2 del Football 8 Roma Nord, 23esimo gol in campionato per Andrea Moretti. Si riprende dopo il time out chiesto da mister Brutti che ha voluto parlare con i suoi 8 giocatori in campo, ovviamente con quelli in panchina dopo il pareggio del Football 8 Roma Nord. Prova subito a reagire allora il Real Granella con De Stefanis che va al tiro, blocca in due tempi Ortame, anzi in realtà blocca subito, giusto un po' sporca la sua parata. Eusepi scarica verso Lippi, Lippi si accentra, poi il pallone viene imbucato verso l'area di rigore da Trincia. De Stefanis verso Ruggero, scarica indietro, Tuzzi allarga bene, anzi in realtà è un po' troppo impreciso il suo cambio di gioco, il pallone esce dal rettangolo di gioco, pallone
verso Moretti che serve bene Tortosa, ancora Moretti in area di rigore, Moretti va al cross e c'è il gol di Simone Tortosa, ottimo l'asse tra il 9 e il 10, segna questa volta Tortosa per il vantaggio del Football 8 Roma Nord che perdeva 2-0, adesso conduce 3-2. Ruggero all'indietro, capitano Tuzzi, poi Tramacere, prova a muoversi tra le linee, riesce bene a servire, il pallone è preda di De Stefanis che lo arpiona al volo, ancora De Stefanis, prova a liberarsi, il tiro De Stefanis, 3-3 del Real Granella, azione spettacolare di Andrea De Stefanis che riesce a battere Ortame e segna il 3-3. Dopo 15 minuti di gioco, quello che è certo questa sera è che le difese stanno ballando, ma entrambe le squadre stanno mettendo tutta la determinazione necessaria per cercare di far loro la partita. Ovviamente sul 3-3 il punteggio ovviamente favorisce il Football 8, ma non si possono fare calcoli. Tanto tiro di Moretti, deviato in corner. Pronto alla battuta Tortosa, Eusepi svirgola, aveva provato il tiro a giro, alla fine il pallone gira addirittura in fallo laterale per il Real Granella. Già battuto, Campanile, prova a metterla a terra Tramacere che cercava lo scatto di Angelucci, recupera poi il pallone Eusepi, scambia con Tortosa che allarga il gioco verso Lippi sulla sinistra, si fa vedere Trincia ma viene servito nuovamente Eusepi, scodella bene verso Tortosa che però non riesce ad agganciare il pallone, si riparte dalla rimessa dal fondo che andrà a battere Matteo Rau. Rimessa battuta lunga, la prende Ruggero che però serve Ortame, Eusepi, stavolta si fa vedere Cosimi, ancora Eusepi, Cosimi nuovamente, va lui verso il centro, buca l'intervento Alessandro Alesse, ma il pallone è fuori. Ha toccato comunque il numero 13, dunque è corner per il Football 8 Roma Nord. Si muove Tortosa dall'altra parte, non riesce ad arrivare sul pallone il numero 15 Roberto Natalucci, battuto male il corner questa volta, mette palla a terra Angelucci, prova poi di tacco il servizio per il compagno, ha già recuperato il pallone il Football 8, lo recupera però bene il capitano del Real Granella, poi Angelucci prova a muoversi tra due, ancora in possesso del pallone, lo perde all'ultimo sul più bello, Moretti prova lui adesso a girare sempre verso Lippi, Eusepi, Cosimi, ancora una volta prova il cross potente raso terra indirizzato direttamente verso la porta, lo devia a un suo compagno però, Andrea Moretti, Lippi ancora che si muove sulla sinistra, scarica verso Trincia, il pallone arriva in area di rigore, svirgola la difesa del Real Granella ma comunque riesce a spazzare fuori dall'area, il possesso però ancora del Football 8, altro cross deviato, corner per il Football 8 Roma Nord che ha accelerato in quest'ultima fase di primo tempo. Va Simone Tortosa a batterlo, corner di Tortosa, cerca lo schema ancora una volta verso Natalucci, sul pallone però va De Stefanis che viene fermato da Cosimi dopo l'ultima azione. Vanno tutti sul numero 7, Tramacere duella con Trincia che riprende il pallone, subisce anche il fallo.
Buon ripiegamento difensivo qui dell'esterno d'attacco del Footballate Roma Nord. Imbucata di Eusepi verso il numero 9 Moretti, ci prova ad arrivare Matteo Rau, tocca il pallone ma il tiro era troppo forte e finisce in rete. È di nuovo vantaggio del Footballate Roma Nord, è ancora una volta Moretti che segna il 24esimo gol in campionato. Tramacere, De Stefanis verso Angelucci, c'è Natalucci però che poi imposta, va da Eusepi, può servire sulla sinistra, lo fa adesso, serve Lippi, Tortosa malinteso con Lippi, pallone si perde sul fondo, si riparte dalla rimessa affidata a Matteo Rau. De Stefanis mette a terra, ancora una volta Cosimi spazza fuori per evitare che il numero 7 parta e rifaccia magari un gol come quello del 3-3. Natalucci di fisico riesce ad evitare l'intervento di Ruggero, Lippi serve sulla corsa Tortosa, non può correre però per riuscire a andare in porta. Da qualche minuto gioca lì sulla sinistra Tortosa, tanto è sulla destra che invece il Real Granella prova a costruire l'azione, il pallone non è uscito, Tortosa lo mette a terra, Eusepi scarica sulla sinistra, Manuel Cosimi arriva adesso, rimpallo ancora favorisce il numero 2 del Footballate Roma Nord, esce Natalucci, sponda di Moretti, di prima Eusepi, Tortosa, Lippi, il cross è murato, prova la ripartenza il Real Granella, ripartenza fermata da Lippi in modo irregolare, calcio di punizione per la squadra di casa. Ma che sta di quello non fischio niente, te la prendi con lui? Mauro, 10 dietro di me, Mauro. Mannaggia la puttana, Calcio di punizione lo batte Rau. Tutte maglie Amaranto nella metà campo offensiva. Il pallone poi viene staccato da Ruggero, lo blocca Ortame. Il tiro era sicuramente insidioso. Chiamato nuovamente in casa Natalucci che si prende tutto il campo che ha, poi serve Tortosa ma c'è il buon pressing di Zaccagnini. Il pallone poi in qualche modo arriva a Tramacere che si muove sulla fascia destra. Tramacere ancora in possesso di palla, Tramacere, la risposta di Ortame. Eusepi dall'altra parte cerca il servizio verso Trincia, trova in qualche modo Moretti che non commette fallo, dall'altra parte Tramacere scodella verso l'area di rigore, c'è Ortame che ruba il tempo ad Angelucci. Eusepi, De Stefanis in pressing su di lui, poi se lo perde un attimo Eusepi riesce a servire Lippi, il velo di Tortosa verso Lippi, serve però Zaccagnini, difficile sorprendere il numero 3 del Real Granella. Grosso modo un giro dell'orologio alla fine del primo tempo al Ciriaci tra Real Granella e Footballate Roma Nord. Eusepi, Cosimi, Trincia è sceso per far salire i suoi, prova Eusepi, suggerimento verso Tortosa, verso Trincia, arpiona la palla Moretti, c'è il calcio di punizione per il Footballate Roma Nord. Che cos'è? Protestano però i giocatori del Real Granella.
Il direttore di gara rimane accerchiato a quasi tutto il Real Granella, che ha discusso molto su questo calcio di punizione affidato al assegnato, scusatemi, al Footballate Roma Nord e assegnato probabilmente ad Andrea Moretti, che cerca il gol numero 25 in campionato, il terzo della partita. E invece non è Moretti a battere, Moretti preferisce andare verso l'area. Arriva il suggerimento che in realtà è uno schema, pallone tutto girato di prima a servire Moretti, l'ultimo suggerimento però è impreciso. Lippi spazza senza troppi francesismi, mantiene anche il pallone in campo, si duella lì sulla bandierina, ottima la giocata di Tortosa che poi serve Eusepi, Cosimi scarica verso Trincia in area di rigore, Trincia il suo tiro viene respinto, c'è Eusepi, va al tiro Eusepi, prende il palo e però prende anche la porta, è il 5-3 del Footballate Roma Nord, arriva il gol anche di Andrea Eusepi. Finisce qui il primo tempo con il Footballate Roma Nord che conduce per 5-3, perdeva 2-0. Grande è stata la reazione degli uomini di Bonfiglio. Arriva il fischio dell'arbitro per sancire l'inizio del secondo tempo tra Real Granella e Footballate Roma Nord. Nei primi 25 minuti qui al Ciriaci è successo davvero di tutto. Real Granella si è portato avanti 2-0 nel giro veramente di un minuto, poi c'è stata la reazione del Footballate Roma Nord che adesso conduce per 5-3. Prova a reagire allora il Real Granella con De Stefanis che viene però chiuso, suggerimento poi verso Moretti che prova a riprendersi il pallone, lo fa irregolarmente, calcio di punizione già battuto. Qui intanto recupera il pallone il Footballate Roma Nord, Moretti e subito ancora avanti Footballate Roma Nord, un contropiede micidiale, Andrea Moretti porta il pallone e a segnare il gol va il numero 7, va Alessandro Bramucci. E vi dicevo che insomma dopo quel blackout iniziale con il Real Granella che era sotto per 2-0, i ragazzi di Bonfiglio hanno approcciato in maniera davvero ottima alla partita e hanno reagito segnando adesso quello che è il gol del 6-3. Eccolo il pallone intanto al pianato in aria da Angelucci che riporta il Real Granella a due sole lunghezze di distanza e il gol del numero 9 Angelucci, 14esimo per lui in campionato. Dieci gol in 27 minuti, una partita che davvero sembra non finire mai. Tortosa gira indietro da Cosimi, ancora Tortosa, scarica sulla fascia, Eusepi, Tortosa, Borrelli, prova con Natalucci, poi tenta la girata di tacco, Moretti, forse voleva andare in porta, forse voleva servire un compagno, regala la rimessa al Granella, colpo di testa di Del Pinto. C'è Campo, scusatemi, per Del Pinto che prende adesso il pallone, cerca tra Macere, un po' impreciso il tocco,
C'è Eusepi allora dall'altra parte, si libera Eusepi, scarica verso Tortosa, tutto di prima e lì davanti sbaglia e è insolito per Andrea Moretti, sbaglia comunque il tap-in. Tiro dalla distanza, ben distante dalla porta, difesa da Ortame. Ortame verso Borrelli, ancora Borrelli dopo l'1-2 con Eusepi, scarica ancora da Eusepi. Poi il velo alla fine viene letto bene dalla difesa del Real Granella che fa ripartire Tramacere, non c'è fallo di Borrelli. Allora dall'altra parte Tortosa va a servire Moretti, si distenderà, il pallone è fuori. Va a battere il corner Tortosa verso il secondo palo. Era un po' insidiosa la prima spazzata difensiva arrivata dal Real Granella. Ancora Borrelli, scatenato in questa fase iniziale di secondo tempo. Sbaglia Natalucci e allora Tramacere. De Stefanis va al tiro. De Stefanis prova il gol in corsa ma spara leggermente alto sopra la traversa. Il numero 7 del Real Granella. In forma anche lui comunque. Sempre Borrelli. Prova a prendersi tutto il campo che ha. Poi torna indietro. Ancora Borrelli, accerchiato. Prova ad andare sul pallone Tortosa. Alla fine ci arriva Angelucci, messo a terra. Calcio di punizione per il Real Granella. Anzi è stato Andrea Del Pinto atterrato con il calcio di punizione da battere proprio sotto la nostra postazione e lo batte proprio il numero 8 Del Pinto. Due uomini in barriera sistemati da Ortame che vuole comunque vedere partire il pallone. Batte Del Pinto, il cross verso il secondo palo, arriva un colpo di testa alto però sopra la traversa. Ortame serve Moretti, Moretti si libera di un giocatore, serve bene al centro verso Eusepi. Eusepi si prende tutto il campo che ha, poi scarica sulla sinistra dove è libero Bramucci, arriva adesso l'uomo, Bramucci torna da Ortame. Natalucci, tanto le urla disperate di Mister Brutti che chiede ai suoi di andare in pressing. Tortosa, tutto di prima, c'era libero un uomo sulla fascia sinistra, fischiato il fallo, è a favore del Football 8. Rau sta sistemando la barriera di 3 giocatori al millimetro, barriera di 4. Rau va sul secondo palo, va Moretti, la risposta di Rau. Pallone scodellato ancora in avanti, manca l'aggancio De Seta, dietro però in qualche modo il pallone è ancora del Real Granella che poi spreca tutto in fase di impostazione. Eusepi, Moretti aggancia, De Seta gli sporca la traiettoria, forse si conquista anche la rimessa. L'arbitro infatti la rimessa dal fondo, dal corner, quindi l'ultimo tocco è stato proprio di De Seta. Batte Tortosa, cerca Eusepi che scarica ancora da Tortosa, in mezzo il pallone verso Natalucci, prova la ripartenza il Real Granella sulla sinistra, Tortosa in qualche modo ad impedire lo scarico del pallone che avviene comunque verso Angelucci che subisce fallo.
Non si batte la punizione, ci sono ancora proteste verso il direttore di gara di Andrea Del Pinto, ma anche di Simone Angelucci. Angelucci a battere con mister Brutti che si arrabbia e dice che stare con l'arbitro è solo una perdita di tempo che ovviamente Real Granella sotto di 2 gol non può permettersi. Va Angelucci, abbraccia la sfera Ortame, gran risposta del portiere del Footballate Roma Nord, sempre una garanzia. Cosimi non avanza ma serve Natalucci. Natalucci prova verso Moretti, sul pallone c'è Del Pinto che apre verso De Stefanis, un po' troppo larga l'apertura. De Stefanis non riesce ad arpionare e andare verso Ortame. Eusebi allora, anche lui sulla fascia, chiama verso il secondo palo Andrea Moretti, che non può ricevere il pallone però. Rau chiama il pallone Del Pinto, non lo riceve. De Seta controlla De Stefanis verso Angelucci, buono il lavoro su di lui di Natalucci. Poi altro fallo fischiato a favore del Footballate Roma Nord. Natalucci, Tortosa in 2 su di lui, Tortosa si accentra, scarica da Eusebi, chiamato in causa anche Borrelli che torna indietro da Natalucci. Eusebi verso Moretti che aggancia il pallone, scarica bene da Natalucci, scusatemi, dal compagno. Eccolo invece in possesso Natalucci, nessuno aggancia, alla fine però aggancia Moretti, poi serve Bramucci che prova a scodellare con il pallonetto, spara alto però. Real Granella cerca ancora la reazione, difficile però aggirare il pressing del Footballate Roma Nord. Spazza Bramucci, l'ultimo tocco è Amaranto, alla fine però c'è un buon lavoro del Real Granella che riesce a trattenere il pallone in campo. Prova Angelucci a girarsi, non può andare al tiro, sempre marcato, poi scivola ma rimane in possesso di palla. Ancora Angelucci in 2 su di lui, subisce questa volta il fallo d'esperienza Simone Angelucci e conquista un buon calcio di punizione. Due in barriera, De Stefanis prima a disturbare, poi adesso va a disturbare la visuale del portiere. Angelucci verso De Stefanis che tocca il pallone ma lo devia fuori dalla porta e favorisce la rimessa dal fondo effettuata adesso da Ortame. Cosimi, c'è libero al centro Eusebi che verrà probabilmente servito adesso da Ortame. Ortame invece preferisce andare da Natalucci verso il centro, prova ad arpionare Trincia che subisce il fallo. Tra le proteste del Real Granella il numero 11 è stato atterrato irregolarmente, allora c'è calcio di punizione per il Footballate. Footballate Roma Nord che pensate non vince in Serie A dalla 12ª giornata in casa del Cottini Staibano Gomme e al momento sta conquistando un'altra importante vittoria, anzi fondamentale, perché è uno scontro diretto ancora una volta in trasferta contro il Real Granella.
L'ultima al Footballate invece, quasi meglio non ricordarla, la sfida di mercoledì con il Footballate che ha perso 10-0 contro il Cotton Club però. A battere invece questo calcio di punizione va Manuel Cosimi. Il destro di Cosimi deviato dalla barriera in calcio d'angolo. Non vince dalla 12ª in campionato, c'è stata però la breve parentesi in Coppa Italia. Borrelli, ancora Borrelli di prepotenza, perde il pallone sul fondo. Vi dicevo, se non vince dalla 12ª giornata in campionato, il Footballate Roma Nord ha comunque conquistato un'importantissima vittoria che ha consentito il passaggio del turno nel derby alla Stella Azzurra contro il Bacci Immobiliare, partita vinta 5-4 nel segno di quest'uomo che avete visto adesso provare a recuperare il pallone, Andrea Eusepi, 3 gol e 2 assist per il numero 8. Real Granella intanto sbaglia in disimpegno De Seta, Eusepi perde il pallone, provato il tiro dalla distanza, c'è la risposta d'Ortame, il pallone rimane lì e praticamente a porta vuota Real Granella si mangia l'occasione del quinto gol. Natalucci, Borrelli, serve direttamente Matteo Rau, va direttamente verso De Stefanis che però si gira subito e perde il pallone. È stato anche un fallo, dunque il Footballate ripartirà con un calcio di punizione. Pallone arpionato da Moretti, impreciso però, allora possesso del Real Granella. Tramacere, scarica da Del Pinto fra due uomini, ancora il numero 8 in possesso di palla, prova a chiudere Borrelli e conquista anche una rimessa laterale, l'ultimo tocco di Del Pinto. Brutti chiede di andare in pressing ai suoi, che effettivamente riconquistano subito il pallone. De Seta fa girare Ruggero, ancora De Seta e poi Ruggero nuovamente. Del Pinto chiuso in fallo laterale ancora da Borrelli. Alessi a battere la rimessa, Angelucci prova a girarsi, fallo ancora una volta sul numero 9 del Real Granella. 3 sul pallone, 8, 9 e 10 Del Pinto, Angelucci e Tramacere. Direttore di gara che controlla la distanza della barriera, i due uomini, questo quanto voluto da Riccardo Ortame. 9 e 10 erano sul pallone, anche sul gol dell'1-0. Va Tramacere a giro, il pallone arriva in area di rigore, in qualche modo spazza però la difesa del Real Granella. Poi Alesse chiama in causa Rau, lancia direttamente verso l'area di rigore, chiama il pallone Ortame che però non trattiene, prova allora a spazzare Borrelli, ma il possesso è ancora del Real Granella con il velo di Angelucci, a servire però direttamente il portiere avversario Riccardo Ortame. Natalucci, rischioso il cambio di gioco, ma il Footballate rimane in possesso del pallone. Tentato poi il suggerimento verso Moretti, qualche centimetro, il numero 9 del Footballate poteva prenderla di testa anche questa volta. Il duello sulla fascia sinistra, in qualche modo la spunta il Real Granella e poi su questo tiro deviato c'è una grandissima risposta di Riccardo Ortame, parata difficilissima, battuto il calcio d'angolo sul secondo palo
il colpo di testa di Mirko Ruggero, il pallone però si perde sul fondo. Tanto c'è un time out chiesto questa volta dal mister del Football 8 Roma Nord Bonfiglio. Ultime indicazioni di Bonfiglio, che ovviamente ha cercato anche di spezzare il ritmo della partita quando mancano grosso modo 5 minuti, qualcosa in più alla fine della partita. Ortame, la rimessa lunga, svetta di testa Ortame, alla fine in qualche modo c'è un tocco Amaranto e dunque rimessa Football 8 già battuta, fa girare Moretti verso Eusepi, il pallone però è in qualche modo recuperato dal Real Granella. De Stefanis scarica da Ruggero, Ruggero prova il lancio lungo ma c'è Borrelli che recupera e fa scattare i suoi. In possesso del pallone il numero 9, poi qui Borrelli commette fallo su Del Pinto, calcio di punizione già battuto, è Tramacere a prendere il pallone, De Seta, Del Pinto di prima cerca di aprire verso De Seta, tiene il pallone in campo il numero 16, poi prova al centro verso Tramacere, è letto però il suo suggerimento, Alesse poi serve Rau, pallone scodellato in avanti, spazza Natalucci e poi spazza anche Eusepi in rimessa laterale, mentre Bonfiglio avverte i suoi che il Real Granella è troppo in attacco. Altro suggerimento però sbagliato, Tramacere non riesce ad arrivare sul pallone. Siamo grosso modo al 20° del secondo tempo, 5 minuti alla fine della partita secondo il nostro cronometro, poi ovviamente quello ufficiale è quello dell'arbitro. Ruggero sul pallone, sporcata la ripartenza del Football 8 Roma Nord, è fondamentale l'intervento di De Seta ad evitare rischi ulteriori. Cosimi allora alla rimessa, verso Tortosa, perde il possesso del pallone, c'è uno straordinario Angelucci che torna, riprende il possesso di palla e subisce anche il fallo, lo batte anche direttamente a tu per tu col portiere Tramacere, ma abbraccia ancora una volta Ortame, sempre presente il numero 1 del Football 8 Roma Nord, grande partita anche questa sera. Ricordiamoci che poi insomma Ortame è stato decisivo anche per il passaggio del turno in Coppa Italia. Grosso modo a un minuto dalla fine Football 8 conduceva per 5-4. Il Bacci però si è ricavato un'ultima azione, altra azione intanto, altra risposta di Ortame sul tiro di Angelucci, dall'altra parte perde il pallone Trincia, prova anche a fare fallo, ci riesce, ovviamente giallo inevitabile per il numero 11 del Football 8 Roma Nord, Matteo Trincia. Gran partita comunque, anche quella di Trincia. Battuto il calcio di punizione esterno, svetta Ruggero, manca l'aggancio, poi Angelucci che prova a tornare sul pallone, va a terra, proteste del Real Granella, secondo il direttore di gara però non c'è calcio di rigore, ancora lotta a centrocampo, il fallo è fischiato a favore del Real Granella, commesso ai danni di Pinto, già battuto, Tramacere prova a liberarsi, serve verso l'area di rigore Angelucci che non arpiona il pallone. Rimessa dal fondo allora di cui si incaricherà ovviamente Riccardo Ortame. Vi dicevo Ortame comunque decisivo quasi sempre e soprattutto negli ultimi minuti. Avete visto la risposta poco fa al tiro di Angelucci. Ha risposto comunque ottimamente e comunque ha negato il gol del pareggio al Bacci Immobiliare, che avrebbe voluto dire calci di rigore. Tortosa intanto si muove sulla fascia destra, scarica da Moretti, Moretti rimane in possesso del pallone, Eusepi, ancora Moretti, va al tiro Moretti, subito respinto da un ottimo De Seta, uno dei migliori per quanto riguarda il Real Granella. Luca, bandierina, Matteo!
De Seta scarica, fatica un po' a salire il Real Granella, ci prova allora col lancio lungo, chiama direttamente Ortame, ma c'era anche Cosimi a controllare. Tortosa ancora sulla destra, il duello con Ruggero, poi la sterzata, ancora Tortosa, subisce il fallo di Ruggero che protesta con il direttore di gara che era davvero davanti a dove si è svolta l'azione. Arriva il calcio di punizione, lo schema a favorire il tiro di Matteo Trincia che però spara leggermente alto sopra la traversa. Ultimi secondi di partita, svetta Borrelli, subito anche il fallo, ormai non ci sono quasi più speranze per il Real Granella di portare a casa questa partita. Natalucci verso Tortosa, poi Cosimi, Ortame, scorrono secondi preziosi ovviamente per la causa del Footballette Roma Nord. Eusepi verso Tortosa, vediamo se c'è spazio per un'ultima azione offensiva, il pallone ad Eusepi, il tiro viene strozzato, possesso allora del Real Granella che riparte con Tramacere, ancora però una volta Tortosa a rubare questo pallone, stavolta sulla sinistra, deviato il suo suggerimento, accolto però da Trincia che scarica indietro, ancora Ortame, continuano a scorrere secondi preziosi, Natalucci butta il pallone e probabilmente regala l'ultima azione al Real Granella. Del Pinto, serve direttamente Natalucci che spazza tra le braccia di Rau il pallone, Ruggero, De Seta sulla sinistra, fatica ad entrare in area di rigore, il Real Granella ci prova ma abbraccia il pallone Ortame. Triplice fischio dell'arbitro, finisce la sfida tra Real Granella e Footballette Roma Nord, è una vittoria fondamentale per gli uomini di Bonfiglio che vincono in trasferta e tornano a vincere, l'ultima vittoria risaliva alla 12ª giornata, ma soprattutto vanno a +6 sul Real Granella e sono dunque a +6 dal penultimo posto.